Non ci sono modi abbastanza delicati e attenti per poter parlare della vicenda di una novantenne violentata da un operatore sociosanitario in una casa di riposo, la residenza Parco del Sole di via Boccaccio a Padova. La vicenda è emersa da un articolo del Gazzettino, molto circostanziato nella sua crudezza e che cercheremo di riassumere. Nell'agosto di quest'anno un operatore viene chiamato di sera per il cambio del pannolone. L'anziana ospite invece deve subire le violenze dell'uomo, un quarantenne, unico altro dato trapelato su di lui, l'origine straniera. La denuncia presentata in questura parla di come l'anziana si fosse poi rifugiata, in preda al dolore e allo sconvolgimento, nella stanza di un'altra ospite per essere ritrovata solo alla mattina successiva dal personale della casa di riposo. Al momento, sempre per restare ai fatti riportati, il dipendente della struttura è sospeso in via cautelativa. Su di lui ci sono le indagini della squadra mobile e l'anziana signora, che prima dell'episodio era ancora autosufficiente, ha invece subito da quel momento un grave e immediato tracollo psicofisico. Il triste corollario è quello della reazione doverosa dell'amministrazione della casa di riposo, con la direttrice che assicura di come tutto il resto del personale si sia attivato per fare chiarezza, collaborare e isolare il comportamento, e di come verrà fatto tutto il possibile per trarre qualche insegnamento da questa angosciante vicenda. Il punto che rimane aperto è invece quanto ci sia ancora da fare per una gestione delle problematiche delle strutture che si occupano degli anziani e che sono destinate, per motivi demografici, ad occuparsene sempre di più.